Era una situazione sconosciuta al comune, quella del 55enne rom a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato la villa da 300 metri quadrati in località Fornaci e un patrimonio di 550.000 euro, ritenendolo un soggetto socialmente pericoloso. Una notizia, l'applicazione del codice antimafia nei confronti di questo soggetto che ha fatto velocemente il giro di Spresiano, destando necessariamente della preoccupazione. Quando succedono questo tipo di eventi, sicuramente si pensa a quello che c'è e che non si conosce, quindi diciamo che siamo rimasti tutti colpiti dalla cosa. Le fiamme gialle, su disposizione della Procura del Tribunale di Venezia, hanno applicato la norma che aggredisce i patrimoni derivanti da attività illecita, come risultano essere l'immobile e la liquidità, non avendo il 55enne né reddito né un lavoro. Piuttosto che andare leggeri, secondo me è meglio andare pesanti. Si sta presto dal pesante ad alleggerire piuttosto che dal leggero ad appesantire. Laddove sorge la villa c'è un piccolo accampamento, ma nulla che avesse destato preoccupazione più di tante altre situazioni sparse nel territorio provinciale. Ben vengano quindi gli approfondimenti della finanza, dice il sindaco della Pietra, al di là dell'etnia del soggetto destinatario del provvedimento. Rom, africano, italiano o spresianese non cambia nulla. Se c'è un'attività illecita è giusto che venga perseguita. Io credo che questo tipo di azione da parte della Guardia di Finanza sia una forma di tutela nei confronti del cittadino che invece è rispettoso delle leggi e vive nella legalità e neanche il centesimo, ecco, dimentica. Per cui sì, non credo che sia un discorso di avere la situazione sott'occhio quanto di scavare nelle situazioni, cosa che la Guardia di Finanza ha fatto.